Via Morganella Est, Ponzano, una lunga strada tra villette e campi agricoli e questo è l'obiettivo scelto dai ladri per entrare in azione venerdì sera. Chi li vedrà scappare parlerà di tre uomini incappucciati vestiti di nero. Sono loro i responsabili di un furto nell'abitazione di una coppia di cinquantenni. Marito e moglie sono fuori quando intorno alle 19:30 lui riceve la telefonata di un vicino che gli chiede se sono in casa, visto che sente forti rumori provenire da là. Quando l'uomo risponde di essere fuori a cena, alcuni residenti escono in strada a controllare. Potrebbe essere stata proprio la loro presenza a mettere in fuga i malviventi, che nel frattempo però avevano già messo a soqquadro la casa. Usando questa scala prelevata dal garage del padre del proprietario deceduto pochi giorni fa, si sono arrampicati al primo piano, iniziando dalla zona notte. Cassetti e armadi aperti alla ricerca di oro, spariti gioielli e bigiotteria. A questo punto si spostano al piano terra e vanno direttamente in questo sgabuzzino dove trovano la cassaforte. In mano diversi arnesi, alcuni trovati proprio in casa. Usate mazze da cantiere edile e alcuni arnesi fatti a mano. L'anello di fidanzamento della moglie, quello per i suoi 50 anni e poi tanti altri regali per le diverse ricorrenze finiti nel bottino dei ladri. Sono spariti i ricordi dal 94 che ho conosciuto mia moglie fino a ieri sera. Purtroppo la nostra gioventù è andata in fumo. I tre scappano tra i campi e le abitazioni, di loro nessuna traccia quando sul posto arrivano i carabinieri. Nella coppia rimane un mix di sentimenti tra rabbia, tristezza e soprattutto paura. Siete riusciti a dormire stanotte? No, purtroppo no. Il pensiero è che dobbiamo adeguarci a fare altro, salvaguardarci. E poi c'è la consapevolezza di quello che sarebbe potuto accadere se marito e moglie in quel momento fossero stati in casa. Conoscendomi avrei reagito perché mi conosco e avrei fatto di tutto per salvaguardare la mia proprietà. Nei prossimi giorni, racconta l'uomo, faremo dei lavori, poi lancia quello che suona a tutti gli effetti come un avvertimento. Siamo stati segnati e speriamo che non accada più in futuro e almeno non ci troveranno impreparati stavolta, lo prometto.